Una volta selezionato il corno va tagliato utilizzando solo il dorso del corno, perché è la parte più spessa e che ci consente di tirare fuori il coltello, è la più idonea per la lavorazione di tale oggetto. Viene tagliato con il vecchio voltino, la sega del falegname, perché ci consente di fare tutta la curvatura del corno. Utilizziamo con l'aiuto della bima il pezzo tagliato in base alla dimensione che dobbiamo fare, riscaldato a fuoco, e una volta diventato tenero lo mettiamo nella morsa con delle placche d'acciaio e stringiamo fino ad ottenere delle placchette che vanno lasciate raffreddare sulla morsa, e poi possiamo utilizzarlo tranquillamente per la sagommatura finale del manico. Dopo aver ritagliato le due parti di corno che servono appunto per la realizzazione del manico, è necessario fare una spianatura perfetta della parte interna, che deve essere unita insieme alla struttura metallica. Non utilizziamo delle parti già predisposte, già realizzate, ma partiamo appunto da un corno grezzo, da una barretta d'acciaio più piccola per realizzare l'archetto che si inserisce tra le due parti del manico, e da una barretta più grande d'acciaio invece per realizzare la lama. Dalla barra d'acciaio, mediante forgiatura, ricaviamo la lama battendo a caldo il metallo. Questa che stiamo realizzando è una resozza tipico coltello di patada da 12 cm che ha accompagnato il pastore per dei secoli, con la tipica lama a foglia di mirto, è rappresentativa sia per il nostro paese che per il coltello in generale della Sardegna e della nostra nazione, l'Italia. Lavorare ogni coltello è sempre un'impresa emozionante, perché vedi il materiale grezzo che si trasforma sotto le tue mani. Questo coltello richiede circa 30 ore di lavoro, curando tutti i dettagli particolari che rendono tale questo oggetto. Tutte le operazioni sono fatte qui interamente a mano con l'aiuto delle varie lime o della carta vetrata, della carta smeriglio, che ci serve appunto per modellare e per levigare perfettamente le superfici. E spesso è veramente una sorpresa vedere il coltello finito che presenta delle sfumature, delle tonalità di colore che sono assolutamente uniche e irripetibili. La coltelleria Giago nasce nel 1985.